Eder. Mech. Pallister. Caso Resinovic. Domani incidente probatorio per Claudio Sterpin. La verità in bilico tra ricordi, incongruenze e nuove ipotesi. Domani mattina, presso il Tribunale di Trieste, si svolgerà un attesissimo incidente probatorio nell'ambito dell'indagine per la morte di Liliana Resinovic, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in circostanze ancora oggi inspiegabili. Al centro della giornata ci sarà Claudio Sterpin, ex maratoneta ottantenne e storico amico speciale di Liliana, ritenuto da molti come il vero punto di svolta o di rottura della ricostruzione ufficiale. La convocazione di Sterpin in incidente probatorio non è casuale. Si tratta infatti di una forma di audizione che garantisce il valore probatorio anticipato dell'interrogatorio. Il giudice, con la presenza delle parti, acquisisce dichiarazioni che potrebbero non essere più ripetibili in futuro, ad esempio per motivi di età o di salute. E Claudio, con i suoi 80 anni compiuti e una memoria spesso affollata da dettagli, ma anche da incertezze temporali, è considerato testimone chiave sotto molti aspetti. Non solo, le sue parole potrebbero anche servire a blindare, per la procura, una versione utile a definire se si tratta di istigazione al suicidio o di omicidio. Perché proprio ora? Dopo mesi di stallo apparente, l'indagine sul caso Resinovic sembra entrare in una nuova fase, più strutturata e determinata. Da aprile 2025 Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Ed è chiaro che gli inquirenti stanno cercando di stringere il cerchio non solo sul movente e sulla dinamica del decesso, ma anche su cosa sapesse davvero chi era vicino a Liliana nei suoi ultimi giorni. Claudio Sterpin, in questo senso, è un testimone chiave ma anche una figura ambivalente. Amico intimo della donna, confidente, forse qualcosa di più. È stato uno degli ultimi ad avere contatti significativi con lei prima della scomparsa. Eppure alcune sue dichiarazioni passate, come il presunto appuntamento previsto con Liliana il giorno della scomparsa o le incongruenze su quanto avvenuto nei giorni precedenti, hanno acceso più dubbi che certezze. Cosa ci si aspetta dall'incidente probatorio? Il timore degli inquirenti è che, con il passare del tempo, i ricordi possano svanire o essere contaminati da elementi esterni, versioni mediatiche e narrazioni personali. L'incidente probatorio servirà quindi ad acquisire una versione definitiva e cristallizzata delle dichiarazioni di Sterpin, da poter utilizzare nel procedimento senza possibilità di ritrattazione. Si attendono risposte precise su la mattina del 14 dicembre 2021. Davvero Liliana avrebbe dovuto raggiungere Claudio per un'uscita programmata? E lui si è davvero recato nel suo stesso orario in una zona distante senza cercarla? Gli scambi nei giorni precedenti, c'erano segnali di disagio, messaggi criptici o richieste d'aiuto? Claudio ha davvero capito qualcosa in più e non lo ha detto subito. Il ruolo di Sebastiano Visintin. Sterpin ha sempre indicato il marito come figura ingombrante nella vita di Liliana. Domani potrebbe arrivare una conferma netta o una nuova accusa velata. Un passaggio chiave nel mosaico. La procura, a quanto trapela, sembra voler accelerare. L'ipotesi dell'omicidio volontario prende corpo, ma deve essere supportata da un impianto probatorio solido. I dubbi sugli orari della scomparsa, sulle modalità del ritrovamento del corpo e sulla presunta volontarietà del gesto suicida sono ancora tanti. E se il racconto di Claudio Sterpin dovesse aggiungere nuove incongruenze, potrebbe portare a una svolta, nel bene o nel male. Domani, insomma, potrebbe essere una giornata decisiva non solo per capire chi era davvero vicino a Liliana negli ultimi giorni, ma anche per ridisegnare la scena del delitto o del suicidio, ancora troppo incerta. I cittadini di Trieste e non solo guardano con attenzione, perché questa è una storia che ha diviso, sconvolto e fatto riflettere. E il tempo domani sarà più che mai alleato o nemico della verità.
C'è un'altra telenovela infinita oltre quella di Chiara Poggi. Caso Paganelli. Domani l'udienza preliminare per Luis da Silva. Tutti i riflettori puntati su Manuela Bianchi e sul mistero della mancata costituzione di parte civile. Domani 23 giugno 2025 si aprirà un momento cruciale nella vicenda giudiziaria che ruota attorno al brutale omicidio di Pierina Paganelli. Alle 9:30 presso il Tribunale di Rimini si terrà l'udienza preliminare a carico di Luis da Silva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio volontario pluriaggravato della donna, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel vano scale di Via del Ciclamino. A distanza di mesi da quella notte feroce, la giustizia muove un passo decisivo. Il GUP dovrà stabilire se da Silva sarà rinviato a giudizio e si aprirà quindi il processo a suo carico. Ma domani non si deciderà soltanto del destino giudiziario di da Silva. A tenere banco è anche un altro interrogativo che ha lasciato spiazzati molti osservatori e familiari. Perché Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex compagna dell'indagato, ha deciso di non costituirsi parte civile? Un'assenza che pesa. L'assenza di Manuela nell'elenco delle parti civili rappresenta uno degli aspetti più sconcertanti dell'intero procedimento. Fin dall'inizio la sua posizione è apparsa ambigua. Era legata sentimentalmente a Luis da Silva e la relazione, secondo fonti vicine all'ambiente giudiziario, sarebbe proseguita anche dopo l'omicidio. Questa continuità, benché non formalmente confermata in atti pubblici, è diventata un fatto noto tra gli investigatori e ha contribuito a gettare ombre e interrogativi sulla sua reale collocazione in questa tragedia familiare. In un contesto così compromesso, la sua rinuncia ad agire contro l'uomo che viene formalmente accusato di aver massacrato sua suocera non può essere ridotta a una semplice scelta legale. Ci si interroga se dietro questa mossa vi siano pressioni emotive, una strategia difensiva più ampia o addirittura timori legati a equilibri familiari precari. I problemi di Barzan e il quadro familiare. A complicare ulteriormente il quadro c'è la posizione di Mohammed Barzan, da tempo indicato da più fonti come figura centrale ma sfuggente nella ricostruzione della dinamica familiare. Alcuni retroscena raccolti nell'ambiente investigativo suggeriscono che Barzan stia attraversando una fase difficile, sul piano personale e forse anche legale. C'è chi parla di pressioni psicologiche, di crisi profonda e di una situazione abitativa ed economica complicata. In tale scenario Manuela si ritroverebbe stretta tra due fuochi. Da un lato il legame umano e forse ancora affettivo con l'indagato, dall'altro una frattura insanabile all'interno del nucleo familiare colpito da un lutto devastante. Rinunciare alla costituzione di parte civile potrebbe allora essere il risultato di una strategia per non inasprire ulteriormente i rapporti o per proteggere una verità che in fondo nessuno vuole che emerga del tutto. Cosa accadrà domani? L'udienza di domani sarà di natura preliminare, ma potenzialmente decisiva. Il GUP dovrà esaminare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura nei confronti di da Silva, alla luce del quadro accusatorio composto da intercettazioni, testimonianze e indizi raccolti nei mesi successivi all'omicidio. Tra questi, i filmati delle telecamere interne, i messaggi scambiati tra l'indagato e Manuela e i presunti movimenti sospetti registrati nelle ore antecedenti al delitto. Si attende inoltre di sapere chi si costituirà formalmente come parte civile. Alcuni familiari di Pierina, tra cui i figli, potrebbero avanzare tale richiesta, anche per sollecitare una verità che non sia solo giudiziaria, ma anche morale e familiare. Gli avvocati difensori di da Silva cercheranno di smontare l'impianto accusatorio puntando su eventuali incongruenze investigative, ma l'attenzione mediatica e sociale resta altissima. Una verità da ricostruire tra silenzi e ambiguità. L'intera vicenda continua a essere avvolta da una coltre di silenzi e ambiguità. Il legame tra vittima e carnefice non sembra essere stato casuale, ma parte di una rete di tensioni domestiche, tradimenti e rivalità latenti.
La mancata costituzione di parte civile da parte di Manuela appare sempre più come una dichiarazione indiretta, forse scomoda, forse protettiva. Domani il tribunale sarà chiamato a compiere il primo passo verso un processo che, comunque vada, sarà segnato da crepe profonde nell'equilibrio affettivo di una famiglia. Una cosa è certa: la morte di Pierina Paganelli non è stata solo un omicidio, ma l'esplosione di un conflitto nascosto tra mura che dovevano essere domestiche e che invece hanno custodito per troppo tempo segreti e tensioni. Eccoci a Garlasco, dove il tempo si è fermato al 13 agosto 2007, ma le indagini, miracolosamente, no. Il fascicolo respira ancora, più vivo del tasso di umidità nella villetta di Via Pascoli. Le prime indiscrezioni sull'incidente probatorio potrebbero arrivare prima di ottobre. Sì, hai letto bene, prima di ottobre. Che sprint investigativo. Ma attenzione, per adesso la procura è più chiusa di un bunker svizzero sotto embargo. Niente fughe di notizie, nemmeno una mezza goccia di indiscrezione. Mister Napoleone, no, non Bonaparte, ma Fabio, procuratore di Pavia, tiene la scena come un generale al fronte. È arrivato e ha subito fatto capire che qui si gioca in 3D. Eh già, perché negli ultimi giorni è stata fatta la remappatura tridimensionale della villetta. Una roba da film Marvel, scanner 3D, analisi spaziale, impronte millimetriche, ricostruite come se fossimo in un episodio di CSI Lomellina Edition. Si rianalizzano gli spazi, le distanze, i gradini, le curve pericolose e soprattutto il gradino zero, che ormai ha lo status mitologico di una reliquia templare. Il corpo di Chiara Poggi fu ritrovato sulle scale che portano alla taverna e la teoria è che chi l'ha uccisa abbia fatto scivolare il corpo giù per i gradini senza scendere lui stesso, tipo uno di quegli illusionisti che levitano ma con meno glamour e molta più tragedia. L'assassino, secondo l'ipotesi, si è fermato proprio lì, sul gradino zero. E guarda caso, proprio lì c'era la famosa impronta 33, il capolavoro calcistico attribuito ad Andrea Sempio. Ma attenzione, nessuna traccia di sangue, nessuna prova e soprattutto nessuna impronta perché l'intonaco è stato distrutto. Game over. E quindi a che serve questa impronta 33 oggi? Boh, diciamo che è come una leggenda. Non c'è più, non si può analizzare, ma tutti continuano a parlarne. Potrebbe servire solo a confermare o smentire una compatibilità ipotetica con la dinamica. Una dinamica, tra l'altro, che più viene indagata e meno sembra dinamica. Il focus oggi è tutto su quel gradino, come se fosse il luogo esatto in cui Dio separò il caos dall'ordine. Altre tracce, più misteriose dell'impronta evaporata, potrebbero nascondersi lì, tra le porosità del marmo e le crepe del tempo. Tracce che, udite udite, potrebbero persino svelare quante persone erano presenti quando Chiara fu uccisa. 1, 2, 3? Il cast è ancora in fase di definizione. Al momento l'unico con un biglietto per il carcere è Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Andrea Sempio invece è indagato in concorso, come a dire: intanto ti teniamo d'occhio, poi vediamo. Ma al momento non ci sono prove certe che lo incastrino sul luogo del delitto. Solo suggestioni, ipotesi e un'impronta che non c'è più. Tipo il finale della serie TV che ti lascia con 1000 domande e nessuna risposta. Insomma, siamo nel 2025, ma il caso Garlasco è ancora lì, sospeso tra il passato remoto e l'incidente probatorio che potrebbe forse, magari, chissà, regalarci un nuovo colpo di scena. O un altro gradino da analizzare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.